Buonasera e ben ritrovati a Friuli Economy, puntata di questa sera dedicata al tema del Porto Franco di Trieste e a tutte le esternalità positive e vantaggi che ci saranno per le imprese in Friuli Venezia Giulia. Abbiamo qua diversi ospiti che ci potranno parlare di questo tema. Partirei subito col presentarli. Abbiamo il presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico Orientale, Zeno D'Agostino. Buonasera. Buonasera. Poi al suo fianco c'è Enrico Summer della Summer & Co Shipping SPA. Buonasera Summer. Buonasera. E dall'altra parte invece del nostro parterre abbiamo Mirta Fior, responsabile della logistica e delle spedizioni di ABS. Buonasera. Buonasera. E ancora completa il quadro il presidente dell'Associazione Logistica e Trasporti di Un'Industria Pordenone, Alessandro Formaro. Buonasera. Allora, proviamo un po' a sintetizzare quello che è avvenuto alcune settimane fa D'Agostino con questo storico accordo e a cercare di entrare nel tema, di capire quali potranno essere le opportunità legate al Porto Franco di Trieste. Ma partiamo dal fatto che non è un accordo, è un decreto legge che il governo italiano ha emanato a doppia firma del Rio, quindi Ministro Infrastrutture e Trasporti, e Padoan, quindi Ministero Economia e Finanze. Un decreto legge che era previsto dalla legge 84 del 94, quindi sono 23 anni che aspettavamo questo decreto, che va a normare dal punto di vista amministrativo i punti franchi del porto di Trieste. Punti franchi che però hanno un'origine ben più importante rispetto al 94. Come minimo andiamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ma il porto di Trieste è un porto franco a partire dal 1719, quindi insomma sono caratteristiche, vantaggi e benefici che tutti i soggetti che poi si sono trovati a governare la città di Trieste nei secoli hanno poi successivamente confermato. Ecco, quali vantaggi ci saranno da questo decreto adesso? Allora, il decreto entra, come dicevo, nella gestione amministrativa dei punti franchi e va finalmente a chiarire chi sono i soggetti, anzi chi è il soggetto che gestisce questi punti franchi del porto. Tra l'altro il decreto dice esplicitamente che i punti franchi sono quelli che si trovano all'interno del porto, ma sono anche quelli che origineranno dal trasferimento dei metri quadri di punto franco che noi oggi avevamo e abbiamo ancora in parte nel Porto Vecchio di Trieste. Quindi significa due cose: che i punti franchi sono in porto, ma anche che i punti franchi sono anche fuori dal porto e sono trasferibili fuori dal porto, dove all'interno però della vecchia zona A di Trieste, quindi della zona A italiana e quindi della provincia di Trieste. Quindi questo è l'ambito territoriale in cui noi possiamo spostare i punti franchi. Quindi significa che, mi scusi se la interrompo, questo può avere anche delle implicazioni per eventuali imprese che vogliono aprire un'attività manifatturiera e sfruttare tutto il territorio dell'ex provincia di Trieste come Porto Franco? Allora, lei ha già detto una cosa importante, parliamo anche di attività manifatturiere, che è una caratteristica tipica dei punti franchi del porto di Trieste, nel senso che esistono zone franche comunitarie ma non permettono una trasformazione industriale completa come quella che si può fare invece nei punti franchi del porto di Trieste. Quindi nelle zone franche comunitarie è permessa una minima trasformazione delle merci, nei nostri punti franchi è possibile invece attività industriale vera e propria, e quindi questo significa che possiamo pensare di creare delle aree in cui localizzare aziende che attivano attività appunto di trasformazione industriale completa delle merci in punto franco anche al di fuori del porto. È chiaro però che questa è una difficoltà che noi abbiamo e stiamo vivendo, insomma, è chiaro che non possiamo pensare di localizzare a macchia di leopardo piccoli punti franchi in giro per la provincia di Trieste. Quello che stiamo cercando di fare, ed è l'attività che ci sta coinvolgendo nell'ultimo anno fondamentalmente, è quello di creare grandi aree a gestione diretta o indiretta dell'autorità di sistema portuale, in cui creare quelle condizioni di attrazione di investitori, anche non solo in attività logistiche ma anche in attività industriali. Ecco, avete ricevuto, ultimo anno poi passiamo anche agli altri ospiti, ovviamente poi torniamo ad Agostino, avete ricevuto delle richieste da imprese di altri paesi, e se sì di che settori parliamo per questa, diciamo così, investimenti di attività produttive nella zona della provincia di Trieste? Ma guardi, io faccio un piccolo mea culpa, nel senso che noi abbiamo diffuso questo tipo di messaggio fondamentalmente all'estero più che nel territorio nazionale, quindi ad oggi devo dire che
gli interessi sono al 100% di imprese straniere che chiedono, naturalmente in molti casi chiedono informazioni, in molti casi trovano anche quello che cercano, e quindi abbiamo sia imprese che hanno intenzione di gestire attività logistiche in punto franco piuttosto che attività industriali che arrivano da quasi tutte le aree del mondo. Quindi ci potrebbero essere anche risultati interessanti per l'occupabilità di forza lavoro, diciamo così, sì, del sicuramente, perché ecco, insomma, una delle caratteristiche che ci tengo a comunicare del fatto di chi sceglie una localizzazione in zona franca, in punto franco, a Trieste, quindi in Europa, è legata al fatto che di free zone nel mondo ce ne sono tantissime, e in molti casi danno anche, lo dico senza problemi, dei vantaggi che sono anche più importanti di quelli che si hanno a Trieste. La cosa importante è che in Europa questi tipi di vantaggi non ci sono, quindi a livello europeo comunque i vantaggi che abbiamo nei nostri punti franchi non sono comparabili, sono migliori di quelli che si hanno nelle zone franche comunitarie. E l'altro elemento che avevo anche personalmente sottovalutato, invece mi rendo conto che diventa importante per la localizzazione, è che siamo in Italia, quindi in molti casi chi cerca una localizzazione industriale in Italia cerca quel know-how specifico che noi italiani abbiamo su determinati settori, che sono i nostri settori di punta e che è di altissimo interesse per queste imprese. Quindi da questo punto di vista ritengo che si possa attivare nei prossimi mesi, nei prossimi anni, una sinergia, devo dire, molto, molto positiva tra quella che è la componente magari anche di piccole e medie imprese italiane che hanno un know-how specifico su certi settori e quella che invece è la domanda anche di grandi imprese internazionali che hanno bisogno di quel tipo di know-how. Questo incontro secondo me si può realizzarlo nei nostri punti franchi. Ecco, quindi domanderei subito a Summer e a Formaro, partiamo da Summer per una questione di vicinanza, sia con D'Agostino che con me qua. Com'è la risposta fino adesso delle imprese del Friuli Venezia Giulia dopo questo decreto? Che cosa bolle in pentola a livello di risposta? È decreto di qualche giorno fa, la pubblicazione ci deve essere e entrerà in vigore dopo la pubblicazione, di conseguenza poi ci sarà un adattamento a livello istituzionale, ci sarà l'autorità portuale che diventerà sia il regolamentatore di tutto questo ma anche il promotore di tutto questo. Diciamo che per negli ultimi 2 anni si sono fatti dei grossissimi lavori per far conoscere la realtà portuale industriale collegata al Porto Franco e alla lavorazione industriale del Porto Franco, come ha detto prima il Presidente, più all'estero forse che localmente. Non dimentichiamo che anche il Porto di Trieste si è presentato a livello locale a Udine, a Pordenone, a Vicenza nell'ultimo anno, perché tante volte era forse più conosciuto in Cina e negli Stati Uniti che qui localmente. Io, se mi permette, faccio una piccolissima premessa a livello di dati statistici inconfutabili. Trieste è il primo porto italiano, statisticamente parlando. Trieste è il primo porto mediterraneo per quanto riguarda le movimentazioni dei petroli. Trieste è il porto che ospita la più importante autostrada del mare del Mediterraneo. Il porto di Trieste è il porto che sviluppa più traffico ferroviario in Italia, la Spezia è stata superata nel 2016. Trieste è l'unico porto europeo italiano, Trieste lavora con l'Europa, tutti gli altri porti italiani fondamentalmente lavorano e movimentano merci italiane. Trieste è un terminal container gestito da 2 dei principali player a livello internazionale, da non molto tempo anche della Mediterranean Shipping Company, oltre che la società in qualche maniera italiane collegate comunque a interessi dell'Evergreen. La Mediterranean Shipping Company è la compagnia che è più importante fondamentalmente dal Far East verso le nostre aree. Chiaramente il porto di Trieste è un porto proiettato a tutto quello che è l'oltre Suez o il Mediterraneo orientale. Ecco che tutto questo crea una massa critica di movimentazione di merci, di operatori internazionali presenti sul porto di Trieste tra i più importanti, parliamo di Glencore, Steinway, i più grossi trader a livello internazionale, metalli non ferrosi e delle commodity di un certo tipo, e quindi dà la possibilità a chi opera di avere dei servizi che fino a ieri, forse in qualche caso, non erano sfruttabili al 100%. Se io ho un porto franco che offre tanti vantaggi, però poi dal Far East le navi non hanno la resa, non sono navi dirette, non hanno i noli e le frequenze che mi aspetto, alla fine ho dei vantaggi che non riesco a sviluppare al 100%. Ora tutto questo c'è.
in un futuro piano di sviluppo anche molto importante, perché Trieste si è dotata da poco di un piano regolatore nuovo, quindi ci saranno degli investimenti infrastrutturali, alcuni già in corso, parliamo di centinaia di milioni a livello privato e a livello pubblico, ma ripeto è già in corso, che daranno questo nuovo avvio veramente alla portualità triestina. Io considero questi decreti un po' come l'inizio del Porto Franco 300 anni fa, cioè noi ci troveremo in una città completamente cambiata tra 5 e 10 anni grazie a questo e a una regione e a tutto il nord-est che potrà usufruire di tutto questo grazie a un certo tipo di infrastrutture. Tutto questo ci si mette appunto il cappello del Porto Franco anche a livello di una zona industriale che in qualche maniera relativamente breve rientrerà in un ambito portuale, quindi ci sarà in qualche maniera l'autorità portuale potrà incidere nelle scelte programmatiche anche della nostra zona industriale, risulta fondamentale. Non ultimo, un protocollo d'intesa e un certo tipo di sviluppo che c'è stato proprio nel livello di ricerca industriale con l'area di ricerca a Trieste, che è proprietaria tra l'altro del 55% dell'Areneo di Luce, che è pari a quello di Ginevra, però più piccolino e per l'applicazione industriale che per quel che ci riguarda forse più importante, per sviluppare l'industria, e quindi tutto questo porterà agli insediamenti industriali, e in parte li sta già portando, parlo appunto di grossi investitori per il momento stranieri, insediamenti industriali che necessitano di un porto, di una logistica portuale, di un'area industriale fruibile e di un collegamento vicinissimo a una ricerca che è la più alta e più sofisticata che abbiamo in Italia. L'area di ricerca triestina è a capo del consorzio delle aree di ricerca italiane, è la principale in Italia. Area di ricerca e autorità portuale, anzi autorità portuale di sistema, e non è solamente un nome, per questo si parla di Trieste, Monfalcone, Portonogaro, Cervignano, Fernetti, Prosecco, Gorizia, eccetera, eccetera. E proprio questo è il significato, è un sistema e questo è un passaggio fondamentale per sviluppare veramente quest'area qui. Pensiamo che, ecco, tutto questo, l'industria che si viene a insediare, innanzitutto gli deve servire, perché se no tanto vale si insedia da un'altra parte gli costa di meno, perché se gli serve un porto, gli serve la ricerca, però è un'industria ad alta tecnologia, un'industria che oggi si insedia, non dimentichiamo che a Trieste già esistono industrie primarie a livello mondiale, c'è una Wärtsilä finlandese che produce i principali, i più importanti qualitativamente parlando, motori navali e soprattutto della generazione di energia elettrica e lo stabilimento principale è a Trieste. C'è una Redaelli che è leader mondiale in produzione di cavi d'acciaio di proprietà austriaca e che è numero 1 al mondo. No? Quindi ecco, diciamo, tutte queste già ce ne sono ed è un qualcosa che ha già usufruito di un sistema che però in qualche maniera è un po' spezzettato. Adesso c'è un coordinatore generale, quindi il potersi rivolgere a un'autorità che tra l'altro come l'area di ricerca dipende dal governo centrale, perché qui parliamo di autorità che hanno soldi di suo, che possono attingere a finanziamenti italiani e comunitari in maniera importante. Se io creo un ente zona industriale che dipende da una regione e che in linea di massima non è finanziato, è tempo perso. Un ente zona industriale invece di un certo tipo, con risorse e finanze proprie, può veramente sviluppare un'area. Bene, poi dopo anche, diciamo così, il punto di vista di Formaro e di Fiora, tra pochissimo ci fermiamo un attimo per una breve pausa pubblicitaria. Di nuovo qui a Friuli-Laconia, puntata dedicata al Porto Franco di Trieste, all'opportunità per le imprese in Friuli-Venezia Giulia, ma non solo. Allora, magari Formaro, proviamo a spiegare che cos'è intanto un Porto Franco e poi dopo vediamo anche le opportunità per le imprese del Pordenonese, le imprese del Friuli-Venezia Giulia. Ecco. Il Porto Franco essenzialmente è un territorio extradoganale, cioè dove le merci all'interno del Porto Franco possono sostare senza limiti di tempo e in sospensione di imposta, quindi possono sostare senza il pagamento immediato del dazio e dell'IVA, in sostanza. Il dazio sappiamo che è una risorsa propria dell'Unione Europea. Cosa significa? Significa che a differenza per esempio dei depositi doganali esterni a Porto Franco che sono soggetti anche alla costituzione di una garanzia, perché comunque l'erario deve essere sempre garantito,
e se parliamo di industria possiamo parlare anche di ingenti e rilevanti quantità di denaro da garantire, dentro il punto franco tutto questo viene per istituzione in pratica. Un'altra cosa importante è che le merci si considerano esportate nel momento in cui entrano dentro il punto franco, e quindi pensiamo a un'azienda che per esempio abbia una grande produzione di merci e sapendo comunque di dover esportare verso un determinato mercato estero, può portare all'interno del punto franco e quindi emettere delle fatture già non imponibili, no? e avere già in sostanza le bollette doganali di esportazione. Questo sembra un grande invito ad aprire una sede nella provincia di Trieste in questo momento. Ma comunque è un grande invito a lavorare con il porto di Trieste per queste facility che altri porti non hanno. Ecco, questo è estremamente importante. Se a questo uniamo anche al fatto che il porto di Trieste nel corso degli anni si è sviluppato tantissimo, non solo per quanto riguarda i traffici oceanici, ma adesso in questo ultimo periodo anche con tutto quello che è il traffico ferroviario, direi insomma che c'è sicuramente la possibilità di un grandissimo sviluppo. Ecco, come vede la situazione per le imprese pordenonesi, della provincia, le imprese friulane insomma riguardo a questa novità? Che rumors ha sentito come... Ma attualmente le imprese, già molte imprese utilizzano il porto franco per le esportazioni e per le importazioni. Non dimentichiamo anche che a Trieste vige un particolare sistema di pagamento periodico che si chiama credito triestino, che in sostanza posticipa il pagamento dei diritti doganali fino a 6 mesi. Con un modesto interesse. Quindi anche questo dal punto di vista del cash flow, se un'azienda ha delle ingenti e rilevanti quantità di denaro da sborsare per i diritti doganali, il fatto di posticipare a 6 mesi comunque rappresenta la possibilità di utilizzare i soldi da qualche altra parte, insomma, fino a tanto che ci sono le scadenze. Pordenone, le aziende di Pordenone sicuramente utilizzano questi sistemi di pagamento perché comunque il porto franco è ben gestito, cioè il terminal anche, i contenitori è ben gestito e quindi si possono avere anche delle tempistiche insomma, di sdoganamento e tempi della logistica molto, molto brevi. Ecco, Pordenone in questo periodo sta vivendo un grandissimo attivismo anche perché è in costruzione proprio il terminal intermodale e quindi tutto quello che avverrà in futuro sarà senz'altro, si dovrà senz'altro costituire una sinergia molto stretta con quello che sono le attività del porto di Trieste, assolutamente, perché è il porto principale, il porto regionale quindi. Pordenone, sicuramente le industrie di Pordenone sono molto attive e fanno molta esportazione. In particolare di quali settori? Legno arredo oppure sì, componentistica? Diciamo che le componentistiche, il distretto del mobile, insomma c'è il settore metalmeccanico e quindi ci sono dei grandissimi player, non ultimo anche società che sono comunque dell'indotto della costruzione delle navi come insomma il Polo Fincantieri. Così. Queste sono tutte realtà che si stanno formando e quindi insomma, avranno un grandissimo sviluppo. Allora noi pensiamo che Pordenone Interporto dovrà comunque cercare di avere sinergie strette, a questo stiamo pensando per esempio ai corridoi doganali. Il primo corridoio doganale in Italia è stato fatto per l'Expo di Milano e da lì poi c'è stato... Che cos'è un corridoio doganale? Corridoio doganale, per chi da casa non lo sapesse. Sì, il corridoio doganale è in sostanza un'autorizzazione doganale fra due terminal, uno è il terminal doganale il terminal marittimo, in questo caso il terminal contenitori di Trieste, e in futuro ci sarà il gestore del terminal dell'Interporto di Pordenone che a seconda, in funzione di un protocollo gestito dalla dogana, perché non dimentichiamoci che tutto quello che si sposta in ambito internazionale è comunque sotto l'egida e il controllo della dogana, e quindi di conseguenza che cosa avremo in futuro? Avremo che le merci sbarcate all'interno del terminal contenitori dalle navi saranno immediatamente rilanciate verso Pordenone, dove a Pordenone, inserite nei magazzini di temporanea custodia, poi potranno essere gestite dal punto di vista doganale, cioè avere una destinazione doganale finale. Pordenone pensa alla logistica e quindi ci saranno delle attività nuove, la possibilità di creare posti di lavoro, la possibilità di fare diverse operazioni comunque che coinvolgono le aziende della provincia di Pordenone.
Questo è importante perché da un lato si vuole essenzialmente ridurre tutti i costi logistici fino ad arrivare a un porto e quindi lavorare, diciamo così, sull'ultimo miglio. E dall'altra parte comunque creare uno sviluppo che attualmente l'Interporto non ha e quindi di conseguenza ben venga. Ecco, su sviluppi, domanderei a fior di ABS, lo sviluppo dal punto di vista intermodale del porto di Trieste può essere interessante per voi e se sì in che modo, soprattutto anche con partenza dal Friuli? Ecco. Sì, assolutamente sì. Lo sviluppo intermodale permette ad aziende come la nostra di usufruire per l'appunto del terminal e delle spedizioni via treno sulle direttrici del nord Europa, quindi di esportare materiale sul nord Europa senza utilizzare quella che è la via camionistica diretta, con tutti quelli che sono i vantaggi legati poi al trasferimento e al trasporto intermodale, che vanno da vantaggi che sono legati soprattutto, che servono soprattutto ad aziende che movimentano grandi volumi, quali possono essere i volumi di un'azienda come ABS. Stiamo vedendo infatti alcune immagini che fanno un po' capire, insomma, vabbè, questo si riferisce anche a Danili, però si vedono anche prodotti che anche poi... immagini di ABS. Sì. La cosa interessante è soprattutto il fatto che noi in questo momento stiamo cercando di utilizzare il trasporto intermodale laddove è possibile, sempre, quindi esportiamo con intermodale in Germania, in Francia, in Spagna, però non stiamo utilizzando un terminal friulano, quindi stiamo utilizzando terminal che sono nel Veneto o in Lombardia. Ecco, questo sviluppo che può essere creato grazie allo sviluppo del porto di Trieste ci permetterebbe proprio di ridurre quella che è la tratta camionistica verso il terminal e soprattutto di usufruire di tutti quelli che sono i traffici, tutti i traffici intermodali che possono esserci anche per altre aziende, quindi creare quelli che sono i flussi di andata e ritorno dal porto di Trieste verso Nord Europa o paesi dell'est, e quindi sviluppare bene questa sinergia nell'ambito delle spedizioni. La cosa interessante è che l'aspetto è che oggi noi di fatto non stiamo utilizzando questo, ecco, e quindi è questo che diventa l'opportunità vera e propria da costruire, da sviluppare e da definire assieme. Ecco, in questo senso si può dare un ruolo, un impulso anche al terminal di Cervignano? Il termine di Cervignano, per noi che siamo più vicini al termine di Cervignano, per noi sarebbe sicuramente un aspetto ancora più vantaggioso, ridurre ancora di più quella che è la tratta camionistica e creare quella che è la sinergia, il collegamento tra Cervignano e Trieste, che è un collegamento ferroviario. In questo momento mi risulta non essere ancora un collegamento attivo, per cui la domanda è proprio legata a quando si potrà sviluppare, si potrà puntare proprio anche sullo sviluppo di uno scenario intermodale verso Cervignano. Ecco, girerei questa domanda appunto al Presidente D'Agostino. Sì, da qualche mese stiamo collaborando con i vertici dell'Interporto, ma anche con i vertici di RFI, perché non dobbiamo dimenticare che Cervignano è fatto di uno scalo merci immenso e poi di una componente di infrastruttura ferroviaria che fa capo all'Interporto. Quello che abbiamo definito con i vertici dell'Interporto, appunto con i vertici di RFI, è che una componente di treni che oggi parte dal porto di Trieste o arriva al porto di Trieste e che ha come origine e destinazione alcuni luoghi che sono in Austria, in Germania, in Lussemburgo, e ad oggi, insomma, ho visto prima che facevate vedere delle belle slide su quelli che sono i servizi intermodali del nostro porto. Abbiamo ormai un portafoglio, diciamo, di servizi intermodali che va, diciamo, il luogo più a ovest è il Lussemburgo, con il quale facciamo due treni al giorno, uno che va e uno che viene, una coppia di treni, e il luogo più a est ad oggi è diventato Budapest, per cui da questo punto di vista ormai offriamo un panel, diciamo, di servizi intermodali quasi tutti quotidiani, che è molto interessante. Con Cervignano appunto stiamo definendo quali treni possono fermarsi sia in andata che in ritorno, e quindi permettere ai nostri treni di acquisire quelle economie di scala, quindi un migliore riempimento del treno grazie alla domanda e al traffico del territorio friulano, delle imprese industriali friulane. E quindi, ecco, questa è la slide che mostra tutti i nostri attuali servizi intermodali. Come vedete ormai, insomma, copriamo veramente tutta l'Europa centrale e quasi tutta l'Europa orientale. Ecco.
riuscire a fare una sosta in uscita e in entrata dal porto su Cervignano ci permette, torno a dire, di riempire meglio i nostri treni e di dare un servizio anche al territorio friulano, che ha una base di domanda industriale importante. Ecco, ci sono delle tempistiche in questo, Presidente D'Agostino? Sì, io su questo, insomma, penso primi mesi del 2018 noi cominceremo a fare questo tipo di servizi. Dico noi, anche se impropriamente, nel senso che sono le imprese ferroviarie che sono gli attori, diciamo, principali di questo tipo di cosa, però la regia di questo tipo di ragionamento è una regia che è data dall'autorità di sistema portuale e che dialoga insieme appunto ai vertici dell'Interporto e insieme ad RFI, perché comunque ci sono alcuni interventi che devono essere fatti a livello di interventi piccoli che devono essere fatti a livello di infrastruttura ad oggi presente nello scalo, per cui fatti questi interventi siamo pronti con questi treni e quindi insomma penso e spero che insomma finalmente creeremo un sistema integrato dal punto di vista logistico intermodale tra il porto di Trieste e in questo caso Cervignano, ma in futuro anche con Pordenone, nel momento in cui ci sarà anche l'interporto di Pordenone che avrà, diciamo, le infrastrutture pronte. È proprio questa la sede giusta. Cosa cambierà alla fine una volta avvenuti questi interventi per ABS, Fior, sul porto intermodale di Cervignano? Che si possono creare sicuramente delle opportunità in termini anche di costo, perché andiamo a ridurre quello che è la tratta camionistica, quindi la vicinanza rispetto a Cervignano, e soprattutto l'opportunità di inserirsi proprio in flussi importanti e quindi di avere anche tutti quelli che sono i viaggi di ritorno rispetto a quella che è l'esportazione che può fare l'ABS verso il mercato del nord Europa. Per cui sì, sicuramente è anche un aspetto in cui stiamo investendo anche con una società controllata nell'ambito delle spedizioni, per cui è uno sviluppo sul quale vogliamo puntare. Perfetto. Adesso ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria di Friuli Economy e poi torniamo qui a parlare di Porto Franco di Trieste e opportunità per le imprese in Friuli Venezia Giulia. Puntata di Friuli Economy dedicata ai vantaggi del Porto Franco di Trieste. Ecco, Presidente D'Agostino, eravamo arrivati al collegamento di Trieste con i punti intermodali. Si ci può parlare anche delle evoluzioni che ci saranno a breve dal punto di vista anche del trasporto ferroviario, sia con le zone circostanti che per arrivare anche a Cervignano, a Pordenone e via discorrendo? Ma diciamo che in questo ultimo anno e mezzo noi abbiamo fatto un investimento fortissimo su quella che è, diciamo, il nostro braccio operativo dal punto di vista ferroviario, che è Adriafer, che è la nostra società che gestisce le cosiddette manovre ferroviarie in porto, cioè la movimentazione dei treni nel momento in cui arrivano nel porto. Il treno arriva in stazione, poi dopo deve essere portato nei singoli terminal e viceversa. Ecco, queste manovre vengono fatte da Adriafer, che è una società che è al 100% dell'autorità portuale, che oggi svolge manovre ferroviarie anche all'interporto di Fernetti, quindi all'interporto di Trieste, perché il vero nuovo nome è l'Interporto di Trieste, e stiamo comunque pensando, insomma, di attivare Adriafer anche in altre realtà. La cosa interessante è che nell'ultima settimana abbiamo finalmente acquisito, dopo un lavoro importante di certificazione, il fatto che Adriafer sia diventata impresa ferroviaria. Quindi noi oggi possiamo pensare che quelle dinamiche di trasferimento ferroviario delle merci tra il porto di Trieste ed altre realtà, come sono appunto l'Interporto di Trieste e Fernetti, piuttosto che Villa Opicina, quindi stazione importante di confine nei traffici verso est, piuttosto che appunto verso Cervignano, Pordenone, Monfalcone, ecco, possono essere fatte direttamente attraverso la nostra nuova impresa ferroviaria, perché è appunto, come dicevo, è da pochi giorni che può attivarsi al di fuori di quella che è la realtà del porto. Per cui questo è un modello che crea un sistema integrato e questo sistema, il collante di questo sistema è dato dalla trazione ferroviaria che oggi potremo operare direttamente con la nostra impresa. Ecco, c'era arrivata anche una domanda su LinkedIn al nostro affezionato telespettatore che diceva: portatevi a casa i cinesi, dopo Doralè, Pireo e Latacchia, un porto italiano per la loro via della seta può tornare utile. Un commento le chiederei su questo, D'Agostino. Beh, insomma, noi la settimana scorsa avevamo il direttore generale del Ministero dei Trasporti cinese per ciò che riguarda la portualità, che è stato 2 giorni da noi perché guidava la delegazione cinese che incontrava la delegazione dell'Unione Europea. È un incontro
periodico che si fa un anno in Cina e un anno in Europa, che tratta, diciamo, tutta una serie di accordi bilaterali che riguardano la regolamentazione della navigazione tra appunto Cina e l'Unione Europea. Quest'anno l'Unione Europea ha scelto Trieste come, diciamo, localizzazione di questo incontro, e quindi insomma diciamo che ormai, voglio dire, insomma, con la Cina c'è un confronto, un rapporto abbastanza forte. Abbiamo avuto il consigliere economico dell'ambasciata cinese in porto, dopo le dichiarazioni di Gentiloni, che è uscito, insomma, dagli incontri con Xi Jinping, appunto ha dichiarato che c'è l'interesse cinese di investire nei porti di Trieste e di Genova. Quindi ce la mettiamo tutta, insomma, per quel che ci riguarda, però ecco, io ho una mia visione della Via della Seta. La Via della Seta è un progetto che nasce a Pechino e che quindi risponde fondamentalmente a esigenze di quel paese, di quel governo, di quella grande nazione. Dobbiamo avere una nostra idea di Via della Seta, nel senso che a me interessa che il porto di Trieste entri all'interno della Via della Seta, ma dobbiamo portare a casa un valore aggiunto che ritengo sia quello che noi riusciremo a portare a casa attraverso l'attività manifatturiera nei nostri punti franchi. Quindi ecco, la mia idea è che sì, si entra in un ragionamento di Via della Seta, sapendo però che dobbiamo avere un ruolo e non deve essere qualcun altro che ci dice quello che dobbiamo fare. Quindi attirare investimenti manifatturieri a Trieste, questo potrebbe essere? Sì, però anche aggiungendo il fatto che questi investimenti manifatturieri, e lo dico a ragion veduta, nel senso che è una cosa che ci viene chiesta poi dagli operatori con cui oggi stiamo dialogando, riescano a coinvolgere quel tessuto di imprese che esiste nel nord-est, che esiste nel Friuli Venezia Giulia, e quindi io vedo questa sinergia importante. A quel punto sì, la Via della Seta diventa una risorsa non solo per chi l'ha progettata e programmata, ma anche per noi occidentali. Sì. Certo. E invece chiederei a Samer se ci può parlare anche del sistema informatico e di quelle che sono le opportunità che dà alle imprese che utilizzano il porto di Trieste. Beh, diciamo che i porti oramai sono diventati veloci momenti di transito delle merci. Nel momento in cui io mi trovo a gestire merci che devono transitare velocemente sul territorio, soprattutto su quello che è il territorio poi destinato verso l'Europa, ma soprattutto quando parlo di retroporti, è ovvio che devo avere un sistema informatico di gestione di tutto questo a livello soprattutto doganale particolarmente importante. L'autorità portuale di Trieste è dotata di una piattaforma informatica che permette tutto questo. Doganalmente vorrei ricordare che il porto di Trieste opera sui transiti da 30 anni, 24 su 24, 7 su 7. Cioè la dogana a Trieste è da 30 anni che opera 7 su 7, 24 ore su 24. C'era anni fa una presenza fisica dell'operatore, del funzionario doganale nell'ufficio. Oggi tutto questo non serve più ed è fondamentale proprio per sviluppare i retroporti e quindi dei corridoi doganali importanti ed efficienti, perché altrimenti, soprattutto tra l'altro nel momento in cui colleghi, come nel caso di Fernetti, ma perché no domani qualcos'altro, porti zone franche l'una con l'altra. Non dimentichiamo che il porto franco di Trieste, ed è qua anche l'interesse che hanno strategico, che hanno magari alcuni investitori, per esempio cinesi, dove c'è un interesse sì di carattere economico, anche di carattere strategico-politico, il porto franco di Trieste ha uno status internazionale immutabile. L'Italia lo subisce, non può limitare il transito di merci né porre leggi, perché dipende, tra virgolette, dalla comunità internazionale, in particolare da coloro che la seconda guerra mondiale l'hanno vinta. Quindi per un investitore straniero il porto franco di Trieste è l'unica vera zona franca europea, diventa fondamentale questa certezza a livello di diritto sulle regole che ci sono. L'Italia è chiamata a gestirlo, e qui da poco appunto l'autorità portuale, e quindi gestirlo anche sotto profilo doganale nel collegamento con i retroporti. Ecco. L'autorità portuale è dotata di un importante sistema informatico che collega la comunità, le dogane e il porto all'intero sistema. Samer, due domande, prima poi di passare a Formaro. Una è se ci saranno dei vantaggi di natura fiscale dopo questo decreto, e l'altra quali sono, a suo dire, secondo lei, le categorie merceologiche che più si avvantaggeranno di questi cambiamenti intercorsi nel porto di Trieste? Allora, le categorie merceologiche semplicemente sono quelle che storicamente si sono avvantaggiate del porto franco di Trieste: caffè, metalli non ferrosi,
l'ANA Cascem, più vale la merce, maggiore è il vantaggio che il porto di Trieste può offrire. I vantaggi nuovi saranno quelli della lavorazione industriale. La lavorazione industriale di merci che arrivano da extra CE e che poi vanno in extra CE avranno il vantaggio al 100%. Quello che viene poi eventualmente importato nella comunità europea avrà comunque un vantaggio dopo un certo tipo di lavorazione, esente da accise sull'energia elettrica, esente da accise sui carburanti e altre eventuali possibilità da valutare, perché verrà importato con i famosi 180 giorni di dazio di doganata. Quindi più vale la merce, più usufruisce in maniera importante di vantaggi di Portofranco. Qual è la differenza però tra ieri e domani? È che i vantaggi erano vantaggi che uno tirava fuori singolarmente, cabotaggio, pagamenti, ma in qualche maniera anche a livello industriale io trovavo un vantaggio, ma poi com'è che lo applicavo? Lo applicavo ma magari facendo un'interpello agenzia di dogane, cioè mancava un ente che mi diceva ecco questi sono i vantaggi, tu di questo usufruisci, se non per i puri vantaggi del porto franco commerciale, ma in realtà sei autorizzato a farli. Quindi nel momento in cui l'autorità portuale mi dice, l'ente gestore del porto franco, a livello soprattutto di valutazione industriale, questo lo puoi fare, non è che uno domani mi dice no, non lo potevi fare, no, me l'ha detto l'autorità che tutto questo gestisce, che tra l'altro lo gestisce attraverso un decreto interministeriale, quindi non solo il Ministero dei Trasporti, ma anche il Ministero delle Finanze. Quindi diventa un strumento fondamentale. Tutto questo esiste già, ma verrà catalogato e sviluppato soprattutto nel prossimo futuro. Ecco, Formaro, ci può spiegare anche il principio secondo il quale è libero tutto quello che non viene controllato alle imprese che ci stanno vedendo? Sì, in sostanza la dogana in questi ultimi 10 anni ha avuto uno sviluppo incredibile, siamo arrivati quasi praticamente totalmente all'eliminazione della carta, quindi si lavora esclusivamente per flussi elettronici. La dogana del futuro sarà sicuramente integrata in tutti questi processi fra quelle che sono le attività portuali e quelle che sono le attività retroportuali. Il porto, proprio per mezzo degli sviluppi insomma, che sta attuando, ovviamente dovrà sempre di più pensare che le merci non debbono sostare nell'area portuale, ma dovranno quindi integrarsi. Io penso per esempio a un sistema Friuli Venezia Giulia di logistica e con il nuovo decreto sicuramente ci sarà la possibilità di così creare dei cluster, dei siti che siano considerati portofranco dove oggi magari vengono fatte delle manipolazioni usuali, cioè lavorazioni alle merci senza il cambio della classificazione doganale. Un domani invece si faranno dei prodotti, dei manufatti nuovi e saranno fatti in regime di portofranco. Quindi oltre naturalmente a tutto quello che è il processo logistico, la possibilità di avere dei magazzini di grandi gruppi internazionali che vogliono comunque usare il portofranco come gate d'ingresso per tutto quello che è i flussi di merci in Europa, questo insomma è assolutamente fondamentale. Dicevo, le dogane si inseriscono in tutto questo processo di controllo. Perché per esempio i contenitori che vengono sbarcati dalle navi in Portofranco vengono immediatamente, no, diciamo così, sparati, passatemi il termine, no, così, verso quelli che possono essere i retroporti interni. Perché? Perché nel momento in cui viene sbarcato un contenitore destinato a un retroporto attraverso un corridoio doganale, quel contenitore è immediatamente preso in carico già a livello di garanzia naturalmente, in quello che è il centro logistico interno, diciamo così, per dopo fare tutte le altre operazioni che possono essere, come dicevo poc'anzi, anche di trasformazione di merci, insomma, per carità di Dio, insomma, si può fare qualsiasi cosa. Questo è quanto. Ci sembra chiarissimo. Siamo davvero alle conclusioni, ovviamente ci possiamo dare di nuovo appuntamento su questo tema anche nell'ultima parte dell'anno per vedere anche gli sviluppi di quello di cui si è discusso oggi qui a Friuli Economy sul Porto Franco di Trieste. Volevo ringraziare ovviamente gli ospiti che ho avuto qui questa sera, Enrico Samer, Zeno D'Agostino e dall'altra parte invece Mirta Fior e Alessandro Formaro. Un sentito ringraziamento anche a Pierangelo Buttazzoni e a Davide Modotto in regia. Buon proseguimento con le trasmissioni su Telefriuli. Ci vediamo fra una settimana con un'altra puntata di Friuli Economy, in questo caso dedicata al turismo termale. Buona serata a tutti e grazie.